Cari amici di Venezia Channel di Ice Veneto, oggi siamo a Padova, siamo a casa della delegazione Ice di Padova, qui abbiamo Alberto Romanato per una serata importante, vediamo qui sul monitor, setose bollicine, Franciacorta Saten. Alle nostre spalle già si sta formando un pubblico numeroso. Alberto, ci vuoi presentare l'ospite di questa sera? Bene, allora per la prima del programma del secondo livello 2018 ci voleva un'uscita alla grande. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di parlare con il territorio della Franciacorta con un grandissimo personaggio, Nicola Bonera. Nicola Bonera non ha bisogno di presentazioni perché solo per cominciare è stato campione italiano nel 2012, 10 scusami, e nel 2012 invece è stato ambasciatore del metodo classico a Rovereto, per dire. Ma ce ne sono tantissimi altri premi che lui ha ricevuto, però io direi di far parlare Nicola che presenta la Franciacorta. Allora, questo territorio della Franciacorta che appunto in un nome evoca tutto, un territorio, un vino, una denominazione. È uno di 10 marchi europei insieme a tanti altri marchi storici, non so, bisogna evocare il Porto, il Marsala, l'Asti, lo Champagne, il Cava e via dicendo, questi vini così tanto famosi da raccontare il tutto solo con il proprio marchio. Quindi Franciacorta ormai da tanto tempo, dal 2002 in questo caso specifico, ha questa capacità di evocare il tutto tramite una parola sola. Primo 2CG, metodo classico italiano, naturalmente la parola metodo classico oggi la limitiamo per il fatto che appunto Franciacorta vuol dire il tutto, il territorio, il metodo, il vino specifico. Questa sera usiamo un vino che è unico, è raro, prezioso per le quantità prodotte, ma soprattutto è unico perché il marchio Saten c'è solo in Franciacorta, non c'è in nessun altro posto. C'è stato in passato la coesistenza in territori della parola Cremant, oggi Franciacorta Saten è un marchio rilasciato a tutti i produttori del territorio, coloro sia che fanno parte del consorzio che non ne fanno parte, quindi è l'unico nome per raccontare il Franciacorta più setoso. Allora, fammi una caratteristica di questo Franciacorta setoso Saten. Pochi caratteri, la legge dice che deve essere fatto dove bianche, quindi Chardonnay e Pinot Bianco per massimo il 50%, anche se la maggior parte dei produttori usano lo Chardonnay in purezza. Secondo parametro è che è dosato, o meglio la versione di dosaggio si chiama Brut, quindi fino a 15 grammi di zucchero, anche se mediamente comunque oggi siamo intorno ai 6, 7, 8 grammi di zucchero, un dosaggio piuttosto basso perché è naturalmente morbido il vino. Il carattere numero 3 è l'invecchiamento, deve sostare almeno 24 mesi in bottiglia sui propri lieviti prima della sboccatura e della messa sul mercato, ma il quarto parametro, che è forse il più importante, è che per legge il marchio Saten identifica una pressione più bassa, identifica quindi massimo 5 atmosfere di sovrappressione misurata a 20 gradi, il che vuol dire che quando mettono in bottiglia il vino con un po' di zucchero e un po' di lieviti devono metterne un pochino meno, e quindi la cremosità, la setosità deriva dal fatto che le bollicine sono un pochino più sferiche, meno violente, meno aggressive per avere minor pressione. Stasera ho visto già preparati i bicchieri, abbiamo 8 Franciacorta in degustazione. Diverse aziende, dalle più grandi alle più piccole, facevo una carrellata anche sui millesimi, ci sono dei vini multimillesimo dalla base 2015, ci sono dei vini millesimati del 2014, 2013 e 2012, quindi una carrellata di vini che fanno dai 24 ai 60 ml sui lieviti, tutti con un dosaggio mediamente basso, siamo intorno ai 6 grammi, 6 grammi e mezzo per quasi tutti questi vini. Gentilissimo Nicola Bonera, chiudiamo con Alberto Romanato, una grande serata importante e didattica. Per una grande serata ci voleva un grande personaggio, ho detto, lui vive tutti i giorni tra i vignetti, tra le cantine e tra i ristoranti, quindi io credo che sia la persona giusta per questa serata. Alle nostre spalle veramente si è composto un bel parterre di partecipanti, quindi che altro dire? Partiamo con la degustazione? Partiamo col botto, chapeau. E alla salute! Grazie.